Castelfranco, scuole medie, qualche giorno fa, due ragazzini in classe si esibiscono mentre una loro compagna li riprende e posta tutto in rete. E questo durante la lezione. Stesso periodo un tredicenne viene sorpreso dal professore mentre sotto banco guarda sul telefonino un video porno. A Feltre una docente chiama i carabinieri perché non riesce più a tenere la sua classe di sedicenni. In tutti i casi gli alunni sono stati sospesi e al tredicenne inoltre sarebbe stato aggiunto l'obbligo di pulire per 2 giornate i bagni della scuola. Tutti i segnali di un mondo in evidente difficoltà. Direi che in ogni caso stiamo un po' allontanandoci dal buon senso. Per uscirne bisogna tener conto del ragazzo e trovare la cosa che gli è più utile per capire l'errore. Giudizio diverso da chi studia la società. Non so se pulire i bagni siano veramente una punizione. C'è oggi la tendenza alle punizioni cosiddette sociali, però credo che la punizione abbia una valenza, dovrebbe avere una valenza un po' diversa. È sull'educazione all'uso dell'immagine che secondo Filippi c'è ancora tanto da lavorare. A monte del telefonino o della tecnologia c'è il rapporto con il proprio corpo, il proprio sesso e l'altro corpo e l'altro sesso. Su questo occorre, come dire, molto rispetto. Chi non viene assolto per il sociologo è la docente che ha chiamato i carabinieri. Ha perso chiaramente la scuola e mi permetto di dire ha perso anche la docente, perché appunto chiamare un esterno, perché i carabinieri sono completamente esterni, non sono agenti educativi in senso stretto, e significa che è una scuola che militarizza se stessa. Leggermente diversa è la posizione di Antonio Carparin. Bisogna prima tentare di risolvere tutto internamente, ci sono delle possibilità e delle strade da percorrere sia didatticamente che disciplinarmente. Dopo, come ultima ratio, si chiama anche magari il preside e si vede di fare un lavoro di recupero in questo senso sulla disciplina. In questo caso chi ha perso? L'insegnante, la classe, la scuola? E tutti?